E buonasera a tutti gli amici da casa. Che calcio che fa, 11ª puntata. Ovviamente parleremo di calcio, ma anche di altre cose molto interessanti con i nostri ospiti. È ripreso il campionato dopo un primo turno diciamo del 2019 riguardanti la Coppa Italia, ma c'è stato il primo turno del girone di ritorno e quindi incomincia, diciamo, in discesa il campionato di calcio nel 2019 con le prime partite. Il Sassuolo ha impattato l'Inter in casa dell'Inter, ovviamente, e ci sono state altre partite interessanti, ovviamente, come per esempio Roma-Torino, che è finita 3-2, un pareggio molto bello della Fiorentina 3-3, insomma tantissimi risultati, ma noi parleremo di questo, ma anche di calcio a 360 gradi, perché chiaramente Che calcio che fa tratta un po' tutta la materia, non solo la quotidianità, con i nostri ospiti che ho il piacere di presentare. Alla mia sinistra, primo ospite amico, che riguarda soprattutto la provenienza nerazzurra. Ho il piacere di introdurre Stefano Vergani, che è il presidente dell'associazione Cuori Nerazzurri. Buonasera a tutti i telespettatori. Cuori Nerazzurri, ma anche presidente di tantissime società che riguardano chiaramente la sua attività di appartenenza, come il gruppo Coverg, AISOM, iLab, poi dopo iLab, e dopo tu avrai modo magari di fare un piccolo excursus riguardo a questo. Mentre invece, amico di vecchia data, alla mia destra, nonché sodale anche calcistico in tanti anni, ma anche compagno di radio e di tante altre avventure, ho il piacere di presentare Carlo Crini, The Showman. Eccolo qua. Ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti e ai tuoi tantissimi telespettatori che seguono questo bellissimo programma. Va bene, allora abbiamo iniziato a introdurre gli ospiti, sono tutti e due di fede nerazzurra, ma questo non vuol dire che non si possa parlare di calcio, anche perché Che calcio che fa tratta proprio il calcio a tutto tondo. Per ciò che riguarda ovviamente l'attività per esempio di Stefano Vergani, se hai qualcosa da dire riguardo lasciando un attimo il calcio, riguardo appunto a queste molteplici attività, perché io ti vedo sempre indaffarato, sempre preso, sempre al cellulare, sempre in contatti con tantissimi personaggi. Io non riesco a capire come tu possa anche coniugare, diciamo, riuscire a far coesistere anche la tua attività di presidente dell'associazione Cuori Nerazzurri. Se lo chiedono in tanti, a volte me lo chiedo anch'io. Devo essere sincero, ho la fortuna di avere l'aiuto di tante persone che sono riuscite a sincronizzarsi con i loro tempi, con i miei tempi, e quindi questo riesce più facile a tutti. AISOM è un'associazione di imprese nata nel 2009 a Milano, diventata Associazione Nazionale di Imprese nel 2016. Siamo aperti in 22 delegazioni provinciali su tutto il territorio nazionale, cresciamo velocemente e costantemente, perché comunque impresa vuol dire riuscire a far raggiungere quegli obiettivi di occupazione, di rilancio di un'economia che è la base di questo paese fondamentalmente. Sono stato uno dei fondatori e promotori di questa iniziativa in quanto faccio impresa da 27 anni. Sono socio di alcune aziende con modalità diverse, e questo mi ha portato, come dicevi tu giustamente Fulvio, ad avere molti rapporti con imprenditori in Italia e all'estero, top manager di aziende nazionali e multinazionali, e questo mi ha portato poi anche ad avere delle iniziative in altre associazioni che fanno tante altre cose, ma non penso sia questa l'occasione giusta. Sì, no, Che calcio che fa, diciamo che accetta chiaramente tante provenienze degli ospiti, dei personaggi, e quindi è giusto anche comunicare dei mondi che in fin dei conti sono il punto di partenza per le nostre passioni, ovviamente. Però appunto da un po' di anni a questa parte, esattamente da quanti anni esiste l'associazione Cuori Nerazzurri, che non è un interclub ma in realtà è una onlus, giusto? È un'associazione a scopo benefico che va con i suoi progetti a contribuire perlomeno al perseguimento di questi progetti, di questi fini e obiettivi, chiaramente per la solidarietà. Nasce nel 2006 a Milano,
l'hanno fondata imprenditori e manager di azienda che come me hanno vissuto i nostri tempi, dove la vita dei bambini era rappresentata da famiglia, scuola, chiesa, pallone, non c'era altro. Ecco, allora ti fermo un attimo, quindi famiglia, chiesa, pallone, ma purtroppo anche un po' di dolore con queste malattie molto difficili. Io però ti faccio una piccola sorpresa e chiedo alla regia di mandare in onda il filmato dedicato ai cuori nerazzurri. Insomma, questo è praticamente un piccolo campione di foto, di eventi, di situazioni che sono indubbiamente cresciute poi col passare degli anni, mi stai dicendo dal 2006, quanti personaggi importanti del calcio, indubbiamente, ma non solo legati, come si è visto, alla fede nerazzurra. Abbiamo visto per esempio il CT dell'Italia Prandelli, abbiamo visto Zeman, abbiamo visto Leonardo quando allenava il Milan, e quindi questo per dire che praticamente il calcio deve essere trasversale quando si parla di solidarietà. Sicuramente sì, dopo Calciopoli ci sentivamo un po' tutti defraudati di un mondo che è stato il mondo della nostra giovinezza, e nello stesso tempo pensavamo che questo mondo sempre più ricco dovesse necessariamente retrocedere qualcosa a chi è meno fortunato di noi. Due cose fa l'associazione Cuori Nerazzurri: una, cultura di sport, per cui noi enfatizziamo quelle professionalità che mostrano un vero impegno socio-solidale e sostenibile, e quindi non abbiamo nessun problema a riconoscere a squadre presuntamente avversarie sul campo dei premi per le loro attività. Quella che citavi tu, Fulvio, è stata Fondazione Milan, quindi abbiamo portato a Fondazione Milan un riconoscimento quando fecero una colletta importante per finanziare l'acquisto di un macchinario per le ecologie pediatriche a Castelvetro, all'ospedale Buzzi di Castelvetro. Abbiamo sostenuto il Barcellona Calcio quando fu la prima squadra internazionale a sponsorizzare un'associazione ONUS che era l'UNICEF. Abbiamo premiato qui a Milano il vicepresidente Emanuele Stiarte, perché purtroppo il presidente Laporta non riusciva ad arrivare, ed è stata una serata molto particolare perché ci ha fatto conoscere molto all'estero. Probabilmente siamo l'associazione no profit più nel mondo del calcio italiano più conosciuta all'estero che non in Italia, però siamo ben visti dovunque, non c'è squadra in Italia che abbia rifiutato la nostra presenza. Questa è anche una buona opportunità per poter dire che il calcio, almeno tramite i nostri piccoli mezzi, insomma, conoscete l'associazione Cuori Nerazzurri, perché al di là del tifo di base, che può essere, diciamo, un po' un'appartenenza di natura nerazzurra, in realtà veramente c'è la voglia di far bene, di portare avanti questi progetti. Quindi vi invito ad andare, diciamo, sul sito ACN dei Cuori Nerazzurri e vedete tutte le varie manifestazioni e il calendario che man mano si viene portato avanti, diciamo, nei mesi, anno dopo anno. Questa è la solidarietà, e quindi è una sfaccettatura, un'associazione interista, mentre invece mi sposto dalla parte di Carlo Crini. So che a livello calcistico hai giocato a pallone, hai fatto delle squadre, hai allenato, hai seguito l'Inter, hai seguito la Curva, insomma sei un tifoso a tutto tondo, al di là del fatto che sei uno showman a tutto tondo anche da questo punto di vista, perché sei uno speaker di radio, sei un attore, sei un presentatore, sei un vocalist, dimentico qualcosa, doppiatore, e basta, insomma lo showman a tutto tondo, giusto?
Ho dimenticato qualcosa? No, assolutamente, tutto giusto, hai elencato tante cose. Beh, elencando queste cose mi ricordo che sono vecchio a questo punto. No, comunque il calcio è calcio. Sì, ho giocato, allenato, vinto e ho però un record, penso che sia uno dei pochi. Sì. Ho vinto un campionato Sì. di seconda categoria e un'ora dopo sono stato silurato dal presidente. Beh, credo che sia. Pensa che c'è gente che è stata esonerata un CT di una formazione, adesso non mi ricordo più, me lo diceva Luigi Guelpa che conosce il calcio africano e mediorientale, che nell'intervallo di una partita importantissima è stato esonerato. Quindi insomma al secondo tempo c'era già un altro allenatore, quindi c'è qualcuno che ha fatto peggio di te e peggio di chi ti ha voluto sollevare, non di te assolutamente. Anche per te un piccolo contributo, vediamo lo showman Carlo Crini. Vabbè, questa è una piccola sorpresa. Ecco, sono foto che conosci benissimo. L'unica cosa che mi inquieta un po' è quella figura di quel film, in quella locandina che era il film Milano in the Cage. Milano no? in the Cage, sì, Milano la gabbia, e tra le altre cose è un film bellissimo. Saluto il regista Fabio Bastianello. No, Ma inquietante perché cosa facevi lì? Cioè, eri stato un personaggio non bello. inquietante, diciamo. No, sì, il balordo praticamente. Allora, ma ti avevano truccato in una maniera... avevo una maschera praticamente, ecco. Era stata fatta ad hoc e dove il mio ruolo era bruttissimo, che poi è un ruolo che a Milano è sempre il cattivo, esistito. insomma. No, quello che aveva i soldi, e con i soldi ovviamente comprava tutto e tutti, e dunque prepotente, e dunque era questo il ruolo. Su questo film c'è un episodio curioso che vale la pena raccontare. Allora, siamo in una nota discoteca milanese per registrare una scena. Sì. Ovviamente cosa succede? Che un cappotto copre la telecamera per non far vedere che stavamo riprendendo, e io nella scena devo praticamente importunare una ragazza che ovviamente lei non sapeva che era nel film. Insomma, la importuno e lei mi allontana. Un bodyguard, che ovviamente faceva parte della troupe, mi porta via. Lei, non sapendo che era ripresa da una telecamera, ha applaudito, avete fatto bene, avete fatto bene. Poi si sono accese le luci, ha visto che era una ripresa di un film e ha chiesto scusa per tutta la sera. Insomma, era una specie di scherzi a parte quasi. Sì, esatto, una sorta di scherzi a parte. Tra altre cose, ho fatto qualcosa anche scherzi a parte, voglio dire, qualche personaggio. Esatto. Va bene, questo tanto per dire. Hai detto una cosa, il tuo personaggio era un balordo. Un balordo che con i soldi poteva comprare tutto. Qua adesso utilizzo questo piccolo, diciamo, spunto, non parlo di balordi, ma parlo che per esempio ci sono tantissime squadre, ormai nel calcio ci sono delle realtà che con i soldi riescono a comprare tutto. Da un certo punto di vista, con le opportune chiaramente differenze, per esempio il Barcellona sta cominciando a prendere piede in Italia appoggiandosi a una società come il Sassuolo, dove ha preso appunto, da quale ha preso Kevin Prince Boateng, poi probabilmente sta ronzando attorno al talento Sensi, e non è possibile che dall'anno prossimo ci possa essere una specie di joint venture, portano i giovani al Sassuolo. Però questo cosa succede? Cosa crea? Crea una situazione negativa per il calcio italiano, in quanto i nostri giovani non possono comunque emergere, già non emergono normalmente, in più non puoi andare a farli crescere e pensare di poterli vendere al Barcellona magari, no? E quindi fare una plusvalenza. Quindi insomma siamo terreno di conquista, e quindi a questo punto introduciamo questo argomento che riguarda il calcio del futuro. La numero 3, grazie. Ecco, quale calcio in futuro? Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Se vi ricordate, queste sono delle parole molto belle della leva calcistica 68 di De Gregori, no? E quindi questo è, diciamo, in fin dei conti,
la centralità del gioco del calcio, mentre invece ultimamente la centralità del gioco del calcio si è spostata su tutt'altro, appunto sui soldi. Quindi mi piacerebbe sapere il vostro pensiero da questo punto di vista sul calcio in generale, e poi invece da un punto di vista un po' più tecnico, visto che passiamo dal guardiolismo al sarrismo all'utilitarismo, al pragmatismo dell'ultimo periodo. Quindi voglio capire quale sarà il calcio da un punto di vista tattico nel prossimo futuro. Esistono delle fasi, delle epoche, e quindi iniziamo per esempio da Stefano, ciò che riguarda il calcio in generale, quindi come riusciamo a salvaguardare un po' la passione proprio quasi primordiale di un bambino. Ci vorrebbe la bacchetta per i maghi. Di certo il mondo europeo, dove il calcio è nato e si è più diffuso, vede una progressiva diminuzione dei praticanti dello sport a favore di paesi emergenti come la Cina, l'Africa e il serbatoio sudamericano. Quindi vedo sempre meno spazio per i ragazzi europei e quindi nel nostro caso quelli italiani. Ci sarà sempre una maggiore enfasi sui bilanci delle società, che diventano delle multinazionali più finanziarie che non dell'entertainment. Le regole dell'UEFA vedranno sempre più giocatori che sono asseverati da regolamenti e leggi europee, quindi sempre meno spazio per i vivai come avevamo noi una volta, ad esempio, e una sempre maggiore enfasi esasperata sulle prestazioni, sulla velocità, a discapito a volte sullo spettacolo e la qualità, però questa è una mia personale valutazione. Per ciò che riguarda, dopo passiamo allora dal punto di vista tattico. Carlo, invece proprio la politica del calcio che riguarda appunto gli investimenti a discapito ovviamente del gioco proprio più semplice, no? Proprio quello di un bambino che corre verso un pallone, che quello dovrebbe essere, diciamo, difeso e portato avanti nel tempo. Il calcio ha perso i suoi veri valori, questo è indubbio, ha perso lo spettacolo, secondo me è un calcio che io non mi riconosco più. Io ero abituato ancora ai vecchi modi di fare calcio, cioè all'ascoltare la partita alla radiolina per esempio, o soffrire per un gol, o un giocatore che iniziava la stagione con la tua squadra e finiva con la tua squadra. Ora un giocatore inizia a settembre in una squadra, a ottobre in un'altra e a gennaio in un'altra. Sono persi i valori, purtroppo il vil denaro è quello che comanda, dunque dinanzi a questo non ci sono più le bandiere, non c'è più l'amore per la maglia. Difatti Francesco Totti è stato penso l'ultimo di questi esponenti. Domando, scusa, non è un gioco rischioso questo? Perché alla fine se tutti si girano, no? Come succede anche in curva, no? Fanno una specie di sciopero bianco girandosi per non vedere la partita, se fosse così anche da parte del tifo in generale, di tutti i tifosi, e non andare più allo stadio e dare un segnale molto più forte, ovviamente ci sarebbe, diciamo, forse un rigiostrare da un punto di vista quasi politico la visione sul calcio proprio. Certo. Ma guarda, non dimenticarti che ci sono proprio delle partite dove i tifosi di casa non entrano un'ora dopo o non la vedono proprio per un discorso del caro biglietti, e questa è una delle tante ragioni. Io sarei felice se un giorno, una bella partita importante, lo stadio vuoto. Penso che sarebbe il miglior spot, perché non si può vedere quello che stiamo vedendo. E la cosa che mi preoccupa è che più andiamo avanti peggio è. Si parlava prima di business, ormai il presidente alla Moratti, per intenderci, o alla Berlusconi non c'è più, perché ormai sono delle grosse, come dicevamo prima, delle grosse aziende che investono. A loro non gli interessa il calcio, gli interessa il business, dunque questo è il valore che conta. Ed è brutto. Il calcio, diciamo che bene o male tutti hanno avuto degli interessi ben precisi e specifici di qualsiasi tipo di presidente, no? Negli anni 70, e domando anche appunto a Stefano che ha qualche anno un po' meno di me, però appunto nel tempo indubbiamente ci sono stati dei grandissimi presidenti, però comunque gli affari li facevano in altro modo, magari avendo l'attività, l'impresa di famiglia, però era anche un modo tutto sommato di rendere il calcio a livello sociale godibile, no? Mentre invece adesso è tutto ovviamente brand e brand. Sì, alle volte mi viene da parafrasare il mondo del calcio con le prestazioni dell'atletica leggera.
dove negli ultimi 40 anni nessuno è andato oltre sotto i 9 secondi sui 100 metri. Però dai, non riusciremo ad andare. Ecco. C'è stato Usain Bolt, più che altro perché era macchina perfetta, alta 2 metri e passa. Dopo un po', insomma, l'uomo può anche crescere 2 metri e mezzo, ma non penso che riuscirà ad arrivare a 7 secondi. Era per dire che comunque influisce sulle prestazioni del calcio, sulle quelle fisiche dei giocatori. L'atletismo non gli consentirà in futuro di arrivare a fare i 100 metri in 6 secondi, perlomeno non penso a breve. Sarà sempre più esasperato la velocità del gioco. Quindi stiamo già entrando nel discorso della tattica, della tecnica. Quindi secondo te il fatto di essere più muscolari, atleticamente molto preparati a discapito della tecnica, questo creerà un problema? In certi sensi sì, in certi sensi no. Mi spiego meglio. Tu sai che sono un grande amante, per l'età che io ho vissuto nel vedere il calcio giocato, dell'Ajax dei tempi d'oro, dove nonostante 80 anni di calcio precedente hanno inventato un modulo che poi ha fatto grande la storia di questo club. Probabilmente ci saranno in futuro dei periodi in cui un insieme di fattori metteranno delle squadre di fronte a tutte, come è stato ad esempio il grande Milan di Sacchi, come è stato il grande Liverpool che ha vinto diverse Coppe dei Campioni e campionati inglesi, o è stato il Barcellona o il grande Bayern. Ecco, ci saranno dei cicli che rappresenteranno un insieme di fattori che, messi insieme, la forza della società, la capacità delle società di scegliere i giocatori giusti, gli allenatori giusti che sapranno amalgamare quello che si trovano in mano, reso possibile le società, ecco, ci saranno queste opportunità, questo sì. Invece Carlo, dal tuo punto di vista, tatticamente, visto che hai anche allenato, cosa vedi? C'è un rientro verso la tecnica che riuscirà in qualche modo comunque ad allungare il periodo del guardiolismo, magari non proprio con lo schema Guardiola dipendente, però, oppure invece è un discorso proprio muscolare dove deve essere ultra preparato, una macchina perfetta che sappia fare certi movimenti? Ma guarda, lo vediamo da un giocatore su tutti. Cristiano Ronaldo è una macchina perfetta. La classe cristallina di un calciatore è quasi scomparsa. No, caro, non puoi dire è una macchina perfetta, mi sbaglia anche il rigore contro il Ma sì, ma adesso. sai che sbagliando quel rigore secondo me ha fatto più parare perché l'ha sbagliato. Certo, se lo faceva era normale. No, ricordiamo che, voglio dire, i talenti di casa nostra sono andati all'estero, no? Verratti, Zola, Del Piero, cioè altri personaggi sono andati all'estero per farsi così, per giocare ancora. In Italia è troppo muscolare, siamo troppi non giocatori. Penso che sia solo un macchina. Discorso italiano, un discorso un po' in generale, dai. Sì, però cioè, togli l'esempio del Barcellona, è una squadra, a parte perché erano preparati atleticamente molto bene, però molto tecnica, con grandissimi campioni. Quanti Barcellona ci sono nel mondo? Ben pochi. No, appunto, quindi per questo dico che gli altri tutto sommato si devono... Beh, è giusto comunque tendere dal mio punto di vista, certo. No? Sei d'accordo, no? Assolutamente sì. Volevo aggiungere anche che poi la filosofia del Barcellona, che è diversa da quella del Real Madrid, sono proprio i due poli opposti del calcio, cioè è quello che dico. E vorrei concludere anche affermando una cosa molto importante, che mi dà anche fastidio. Ci sono, secondo me, in Italia molti calciatori con buone qualità, ma purtroppo non riescono a venire fuori per vari motivi, e allora poi vanno a giocare all'estero o sono chiusi magari da quello straniero che magari non è grande, non è bravo, però è chiuso perché è uno straniero. Sì, poi c'è tutto un giro dietro, indubbiamente sappiamo l'acquisizione di giocatori dall'estero, e quindi vabbè, ci sono i procuratori di mezzo, certo. Vabbè, quindi dovrebbe essere tutto un po' riorchestrato, no? Il calcio italiano, questo lo sappiamo, e le puntate di Che Calcio Che Fa ne abbiamo anche abbastanza analizzato. Chiedo invece in regia la numero 4, così introduciamo questo argomento, razzismo negli stadi. In questo periodo storico voi siete due interisti, di fede interista, e quindi in qualche modo ovviamente siete, non perché è una situazione interista quello del razzismo nello stadio, perché penso che sia una cosa allargabile a tutti, i bu sono dappertutto, e però è venuto fuori proprio un episodio di questo Inter-Napoli con anche un evento luttuoso, però l'Inter si è smarcata
tra virgolette, o comunque uniformandosi a quello che è il volere, diciamo, della macchina del calcio, e ha fatto un'operazione, diciamo, chiamiamola così, simpatia, svincolandosi dalle situazioni brutte e facendo vedere questo video molto simpatico dove appunto esponevano la parola bu, però che intende dire ben altro, no? Quindi, e quindi siete d'accordo nel cercare di isolare? Penso di sì, ovviamente, e col fatto che negli stadi non c'è arrivato a un certo punto il razzismo. È giusto evidenziare questa situazione, però nello stadio alla fine dopo non c'è razzismo, c'è solo un modo di sbeffeggiare un po' l'avversario, oppure invece c'è proprio razzismo. Stefano? Secondo me c'è l'uno e c'è l'altro, perché purtroppo negli stadi italiani ci sono ancora le frequentazioni di loschi figuri che con la sportività non c'entrano niente. Mi auguro che comunque tutti gli sforzi fatti dalle società, dalle associazioni, dai calciatori, dalle istituzioni possano costringere in qualche modo l'andamento nel futuro per evitare che succedano ancora cose di questo tipo. Anche perché, come ho accennato prima, sarà sempre più frequente la presenza di calciatori non originari dell'Italia o dell'Europa nelle squadre, e quindi il rischio è che, essendoci più giocatori fischiabili, tra virgolette, ciò avvenga, ma mi auguro che lo sforzo di tutti possa portare a una comprensione diversa. E Carlo, invece ti ripongo la domanda anche a te, questa riguardante appunto il razzismo negli stadi. Poi tu, non perché sei appartenente alla curva dell'Inter, però quindi anche per i trascorsi proprio anche romantici, hai fatto tantissime trasferte, però questa cosa come la inquadri? Vabbè, allora io ho frequentato per anni la curva nord e allora parto da un concetto: non esiste il razzismo, cioè il razzismo è ben altro, c'è lo sfottò e lo sfottò finisce, cioè deve iniziare e lì nasce e muore dentro lo stadio, fuori non finisce più. Io ricordo un episodio su tutti, perché poi è bene ricordare quelle cose che molti fanno finta di non ricordare. Una volta a Milano nei derby c'erano degli scontri tra tifosi, che io condanno ovviamente. Si è arrivati a un punto dove Inter e Milan si sfottevano tutti i 90 minuti, alla fine della partita chi perdeva pagava la cena agli altri. Ecco, questo è il tifo. Questo è positivo, anche perché esatto. Poi comunque a San Siro, io mi ricordo negli anni 60-70, non riuscivo a capire il perché durante l'intervallo la tifoseria scorreva sull'anello inferiore dell'anello superiore, no? la parte diciamo bassa dell'anello superiore, per andare a rompere le scatole alla tifoseria avversaria, rubare la bandiera e utilizzarla come vessillo di conquista, e da lì venivano fuori magari scazzottate e cose. Quindi insomma credo che a quel punto sia stato già sdoganato, quindi probabilmente possiamo anche fare un upgrade ed evitare di indirizzare dei bu a un uomo di colore, a un giocatore di colore. Tra altre cose, Fulvio, come dicevamo prima, ormai di giocatori di colore ce n'è in tutte le squadre. Dunque, se io, ammesso che questo bu sia rivolto a un giocatore di colore, lo farei anche a un giocatore della mia squadra. Ripeto, è non viene fatto. Esatto, è una forma goliardica. Ricordiamoci anche una cosa, che le curve d'Italia sono quelli che danno anche folklore a una partita. Io sarei per il folklore, sarei per la coreografia. Su questo siamo tutti d'accordo. Però invece purtroppo accade a volte il contrario. Poi, come dicevamo prima, le mele marce ci sono ovunque, però sottolineo e evidenzio: non esiste il razzismo in uno stadio. Ok, quindi questo l'abbiamo acclarato, quindi tu sei di questa visione, Stefano lo è al 50%, insomma, quindi direi che comunque nel caso se evitassimo sarebbe la cosa migliore. Ho parlato di un episodio appunto di un Inter-Napoli nel recente, ma l'Inter ha vinto, e quindi è terza in classifica battendo il Napoli, e comunque rappresenta una buona posizione in questa lunga e lenta rincorsa dai periodi, dai fasti del triplete del 2010 e diciamo 2011, con l'anno anche di Leonardo e la Coppa Italia vinta da Leonardo. Questa lunga rincorsa ha avuto un interregno di Toir, ma successivamente c'è stato l'avvento di Suning. Quindi con la slide numero 5 vediamo per esempio questa slide appunto con due personaggi, Zhang Zindong e Steven Zhang, che quindi sono i due personaggi padre e figlio, personaggi di riferimento. Quindi domando a voi se l'Inter effettivamente ha svoltato, cercando di riuscire in qualche modo, anche se il gap è molto, molto importante,
nel raggiungere la posizione della Juventus. Stefano? Domanda difficile, risposta ancora più difficile. Penso che sia molto difficile scalzare la Juventus, perché la Juventus ha dimostrato di avere una società con delle strategie chiare, con delle azioni chiare, con una capacità di costruire un sistema di lunga gittata, e le altre squadre invece hanno fatto passi indietro, ciascuna per il suo proprio caso. Con l'arrivo della famiglia Zang probabilmente si sono sistemati gli aspetti di carattere economico-finanziario. Temo però che la poca cultura del calcio europeo e 6.000 km di distanza del signor Suning da Milano, pur avendo il figlio giovanissimo qui presente in sede e in società, non sia ancora il passo giusto. Rimpiango come tanti le società milanesi con i presidenti milanesi, perché le squadre rappresentavano una città, delle famiglie imprenditoriali importanti. Temo che sarà molto difficile per l'Inter riuscire ad avvicinarsi, pur con l'arrivo recente di Marotta, che tanto bene ha fatto nell'ambito della Juventus. Ma riuscendo adesso a svincolarci dal raggiungimento della prima posizione come società della Juventus, il fatto di essere un po' meno precari non ti conforta? Allora, un po' meno precari dal punto di vista della solidità finanziaria, quindi la capacità dell'azienda Inter di stare in piedi. Purtroppo le drammatiche prestazioni sportive della squadra hanno dimostrato che la parte sportiva è di una carenza impressionante, e quindi il gap nei confronti... Ti fermo, è meglio adesso oppure quando c'erano giocatori come Schelotto, Rocchi? Dai, è la prestazione della squadra. Non è drammatico, hai un tono, diciamo, secondo me un po' troppo eccessivo da questo punto di vista. Faccio un ragionamento su quello che è il roster a disposizione di mister Spalletti, una squadra che potrebbe sicuramente stare dietro la Juventus, ma non 20 punti. Potrebbe stare dietro benissimo 6 punti. Vediamo che la Juve, anche quando ha le giornate di grande difficoltà, riesce a vincere. L'Inter alterna delle prestazioni soddisfacenti, non eccezionali, soddisfacenti, a delle prestazioni incresciose per una società di quelle dimensioni, di quel... E quindi vabbè, hai già dato il destinatario dei tuoi strali calcistici, che quindi è Luciano Spalletti. Il destinatario. Destinatario. Va bene, invece Carlo, dal tuo punto di vista, invece l'Inter ha svoltato in questi ultimi 6-7 anni, passando da Toir alla famiglia Zang? Beh sì, ma indubbiamente io sono di un altro avviso. Secondo me l'Inter ha intrapreso la via per diventare un club europeo importante, dunque con capitali all'estero, perché in Europa ce n'è sempre meno, e adesso però deve avvalersi di quei personaggi che l'hanno fatta grande. Ecco, chiudendo il fair play, a giugno dovrebbe essere la conclusione di questo periodo disastroso dal punto di vista economico, e c'è la possibilità di andare, non dico a sognare grandissimi campioni, però prendere qualcuno un po' più consistente, avendo ovviamente dei soldi. Sì, più che altro bisogna prendere poi chi dirige bene questi giocatori. Dunque, sei soddisfatto di Marotta? Sì, Marotta sì, più che altro è una persona che ha fatto grande la Juve, dunque si presume che possa fare grande anche l'Inter. Però ripeto, poi ci vuole un allenatore a livello europeo. Io sponsorizzo il Ciolo Simeone, secondo me è l'allenatore giusto, perché conosce l'Europa, conosce il calcio. Stefano, sei d'accordo sul Ciolo? Io ho una grande stima di mister Petkovic, che in molti non conoscono, ma è un allenatore che ha fatto crescere la Lazio e soprattutto ha fatto una grande nazionale svizzera. Una bella Svizzera soprattutto abbiamo. Quando rilascia interviste non dà spazio a critiche. E volevo concludere con poi giocatori di livello ovviamente superiore e una rosa ampia. Come vediamo, chi comanda il campionato in questo momento ha delle riserve importanti. Nell'Inter qualche riserva lascia un po' a desiderare. E poi quello che è fondamentale è la mentalità. La mentalità l'Inter ancora non ce l'ha, la Juve ce l'ha, ce l'aveva il Milan nei tempi di Berlusconi. Ecco, l'Inter manca la mentalità. Con la mentalità e questi correttivi, secondo me, possiamo tornare a vincere. Bene, all'Inter manca la mentalità, mentre noi in questo momento abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, quindi 30 secondi e ritorniamo a parlare di campionato.
Vabbè, qua durante l'intervallo, durante questo momento di 30 secondi c'era Carlo, dice mi manca qualcosa che mi avvicini alla passione proprio meneghina anche dei vari presidenti Moratti e Berlusconi quando li abbiamo avuti in precedenza. Va bene, adesso svoltiamo un attimo, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa e quindi incominciamo a parlare per esempio, prima ho detto di campionato, in realtà volevo che andasse invece in onda la numero 6, quindi abbiamo un accoppiamento, i quattro accoppiamenti per la Coppa Italia per la settimana prossima, perché dopo il turno di campionato, del secondo turno di campionato, avremo appunto la Coppa Italia. Noi ci vedremo successivamente, quindi faccio presente che ci sono 8 squadre che rappresentano praticamente le 8 squadre del campionato di calcio. Quindi cosa succede? Che la Serie A e la Coppa Italia stanno esprimendo questi stessi valori. Avremo un Milan-Napoli, mi sembra al martedì 29, un Roma-Fiorentina, Juventus-Atalanta al mercoledì 30 e in chiusura un Inter-Lazio che giocherà sempre a San Siro il giovedì 31. Ecco, guardando questo c'è una possibilità che ci possa essere per esempio il derby nella parte alta, cioè quindi l'Inter possa battere la Lazio in casa e il Milan possa battere il Napoli e pensare a un derby di Coppa Italia, secondo voi? Stefano? Io spero di sì, da interista, però sono partite che sono delle triple, quindi la Lazio è una squadra forte, molto equilibrata, si gioca sempre le partite e penso che verrà a Milano a fare la sua partita. L'Inter dovrà essere molto volenterosa e soprattutto, come diceva l'amico Crini, avere quella mentalità vincente di voler arrivare al risultato. Carlo, invece tu auspichi, perché lui ha detto da interista, ma credo che un interista forse non vorrebbe incontrare il Milan. No, io invece penso che l'Inter vincerà, dunque, prima di tutto. Batte la Lazio. Sì, assolutamente, ma per 2 motivi. Il primo perché l'Inter adesso deve sperare nell'Europa League e nella Coppa Italia, perché se arrivi con la Coppa Italia puoi ambire quella. Ecco perché il quadro che tu hai letto delle squadre sono le prime del campionato, perché adesso la Coppa Italia ha assunto un'importanza maggiore. Comunque l'Inter è anche più difficile. Esatto, sì, l'Inter vincerà secondo me, con tutti gli scongiuri, perché fuori casa la Lazio secondo me non dà il massimo, e poi questo mal di grandi che la colpisce sempre in campionato, speriamo che in Coppa Italia. Secondo me l'Inter passa, poi giochiamo a San Siro e dunque c'è uno spirito diverso, insomma c'è tutte le prerogative per vincere. Invece dall'altra parte abbiamo un Roma-Fiorentina, quindi una partita che potrebbe diventare complicata per la Roma, però la Fiorentina per esempio fuori casa è meno performante, è più forte in casa, adesso ha però Muriel che è un contropiedista, staremo a vedere, mentre dall'altra parte c'è un Juventus-Atalanta, dove l'Atalanta si sta confermando una squadra nelle ultime 3 stagioni in forte crescita come società e struttura. Può essere, Carlo, una sorpresa che l'Atalanta da un momento all'altro regali un intoppo al raggiungimento del triplete della Juventus? Guarda, penso che sarebbe un bel regalo. Io quasi lo spero, però... La speranza è una cosa, però... No, ma diciamo che può accadere, però secondo me la Juventus è un cannibale in questo momento, dunque batterà probabilmente una buona Atalanta, poi non si sa come mai, ma quando c'è Juve-Atalanta, di colpo l'Atalanta smette di giocare, in quella partita smette di giocare. Beh, per l'ultima partita è finita in pareggio, mi sembra, no? Sì, Quindi... sì, però secondo me quando c'è i trofei importanti, qui viene fuori la mentalità, la Juve deve vincere, perché vuole vincere quello che si sono prefissati in testa, vincere tutto quest'anno. Bene, allora adesso passiamo invece al giochino, a me piace sempre molto con i nostri amici, qualche volta che Calcio che fai in TV qui su Lombardia TV l'ho praticato con voi, molto simpatico, perché quello praticamente, perché mi piace, sono curioso, sapere qual è la squadra dei propri sogni, fatta di quei giocatori non appartenenti alla propria squadra di appartenenza a tutti i costi, ovviamente, ma è la squadra, diciamo, dove possono convivere delle realtà, dei giocatori fantastici anche di decenni differenti. E quindi vi pongo questa domanda: qual è stato, come vedete, il vostro dream team? E qua c'è un excursus incredibile che va da Ronaldo a Baggio, passando da Rivera, Ronaldo, Messi, Van Basten, Maradona, Matteus, Pelé. Dico, di questi giocatori, forse uno in particolar modo, quello con la camiseta arancione,
può in qualche modo solleticare l'idea invece di Stefano Vergani riguardo al suo Dream Team, perché me ne ho un po' accennato prima. Qual è il tuo Dream Team? Allora, i giocatori che possono comporre una squadra ideale nella storia del calcio mondiale sono tanti, quindi è difficile trovare una squadra con 11 posti per tanti bravi giocatori. Seguo il calcio sin da bambino e la squadra che mi ha impressionato molto nel suo modo di essere squadra, quindi torniamo al discorso della squadra e non del singolo giocatore, è l'Ajax di Amsterdam. Vista giocare in quegli anni, squadra fortissima fisicamente, tatticamente. Cosa ti ricordi di quella squadra? Perché io mi ricordo in particolar modo un'anarchia voluta, che era quella di andare a cacciare la palla in qualsiasi zona del campo con giocatori che si svincolavano dai ruoli. Era questa la logica, grande atletismo, ma poi andiamo a vedere giocatore per giocatore, alcuni erano più atleti, ma la maggior parte erano dei giocatori che sapevano stare molto bene in campo, non ultimo il più grande Johan Cruyff. Era l'amalgama della squadra, cioè la società ha impostato con le giovanili, acquistando giocatori nelle squadre del campionato olandese, è riuscita a creare, e lì è la grande forza dell'allenatore, per cui puoi avere anche dei grandi giocatori, ma se hai un allenatore scarso non arrivi mai a dei grandi risultati. Il bravo allenatore sa fare i risultati anche con una rosa inferiore a quella di una squadra più importante. È riuscita a creare un amalgama tecnico, atletico così importante. L'Ajax era uno spettacolo vederla giocare. Quindi quella formazione ricordiamo, io in particolare, a parte Johan Cruyff, ricordo molto Johan Neskens, Arie Hahn, Ruud Krol, Wim Surbier, Johnny Rep all'ala destra, anche se forse non era all'altezza atletico-tattica, sapienza con la palla degli altri. Ulshoff era un grande difensore, Pete Kaiser è stato l'inventore del ruolo del libero moderno. Terzino destro? Terzino destro era Ruud Krol. E il sinistro allora? Wim Surbier. E il centrale non c'era Riesbergen? Riesbergen giocava nel Feyenoord ed è venuto anni dopo. Sì. Bene, vabbè, insomma, bellissima, è un bellissimo come Van Hanegem. Sì, ma comunque quell'Olanda era un'Olanda veramente molto ma molto bella. Mentre l'unico non dell'Ajax della nazionale olandese era Rensenbrink, che giocava nell'Anderlecht. Ecco, insomma, un periodo storico, grandissimi campioni. Carlo, invece tu non scegli una squadra, quindi con un modulo, un periodo storico ben preciso. Io scelgo una squadra con la maglia nerazzurra. È tutto così, vabbè, l'hai declinata, non sei l'unico perché la passione porta anche a questo. Vediamo un po', modulo 4-4-2, giusto? Giusto, Zenga da una parte, Breme e Bergomi dall'altra, in mezzo metterei Ferri e Samuel, perché il muro... Due bei... Mastini belli tossi, ecco. Poi, esatto. Poi fai centrocampo a 3 allora a questo sì. punto, perché mi sembra di capire che davanti hai gente d'attacco. 4-4-2, dunque in mezzo 4-3-3 sarà, dai. Sì, possiamo anche spostarli. Io metterei in mezzo, Salvatore Bagni non puoi non metterlo, metterei anche Nicola Berti e visto a questo punto Lothar Matthäus. Insomma, due che hanno giocato insieme indubbiamente, esatto. E poi davanti, lì davanti fate Vobis. No, davanti posso mettere due ragazzini qualsiasi, il Calle, Rummenigge e il Principe Milito. Se poi si fa male qualcuno c'è subito... ne manca uno. Esatto, Eto'o che entra in campo. Ronaldo non me lo metti? Ronaldo non te lo metto perché per un solo motivo. Perché purtroppo si è macchiato la carriera. Ho capito, sapevo che saresti arrivato a quello, comunque va bene, dai, è il fenomeno è da elencare sicuramente. Mi piace ricordare una cosa del fenomeno, quando tutti dicevano appena arrivato, sì è bravo, ma nell'Inter non andrà bene, so che a Mosca, in mezzo alla neve, ha fatto un gol da Cineteca. Con lo Spartak Mosca, esatto. Con un campo impossibile, l'altro fu su rigore, finì esatto. 2-1 la partita. Va bene, adesso possiamo parlare un po' invece del campionato di calcio, ci rimangono circa un quarto d'ora abbondante, possiamo spaziare e vediamo un attimo innanzitutto la classifica.
la classifica, quindi abbiamo la Juventus che ormai svetta in avanti, però attenzione, non si sa mai che nel tempo qualcosa si possa andare a rosicchiare. Abbiamo Napoli 47, l'Inter 40, poi attenzione, questa è sempre, come l'ho detto anche la settimana scorsa, da un po' di tempo a questa parte, il campionato italiano è interessante perché dalla quarta posizione con il Milan a 34 al Sassuolo con punti 26, in 8 punti abbiamo la bellezza di 9 squadre, quindi credo che 8 punti, poi se vuoi considerare 7 so il Torino, quindi sono 8 squadre, comunque basta un filotto di 2-3 partite e sei a ridosso della zona interessante, oppure ti stacchi dalla zona precedente come il Milan, la Roma e la Lazio, che possono pensare di staccare un attimo da questo gruppone molto ma molto interessante. Poi dopo abbiamo un gruppo di 5 squadre che va dal Cagliari con 21 punti all'Empoli, quindi in 4 punti ci sono 5 squadre della paura, perché secondo me basta un niente e ti ritrovi, specie se poi il Bologna che è terzultima a 14 va a fare il risultato pieno, ti ritrovi praticamente avviluppato tra le spire della retrocessione. Chiudono Frosinone e Chievo che in questo turno molto importante, se non vanno a fare punti incominciano a segnare il passo e ad allontanarsi da quella che può essere la quart'ultima posizione, quella della salvezza. Nel frattempo, parlando appunto di quel gruppo di squadre, io ne ho prese alcune e vediamo la slide numero 10. Abbiamo l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, l'Atalanta e la Sampdoria. Metto l'Inter perché l'Inter, se inanella una situazione negativa, mi dispiace dirlo, però andando a pareggiare col Sassuolo, avendo una partita molto difficile a Torino contro il Torino, poi soprattutto con una Roma che sta risalendo, il Milan che comunque si mantiene al passo e le altre squadre che non mollano, arrivato a un certo punto può ridare un po' di verve al campionato rimettendo in discussione questa terza posizione. Quindi per 2 posizioni, riguardiamo la slide, abbiamo queste squadre che sono che si uniscono, no, la slide è quella, la numero 10, che sono queste appunto che abbiamo appena detto, a cui si uniscono in questo momento storico la Sampdoria, che è una squadra che ha preso anche Gabbiadini dall'Inghilterra, e l'Atalanta che si sta confermando con il suo bomber Zapata, una squadra veramente da prendere con le molle. Una cosa velocissima, proprio un vostro parere personale di queste squadre, quali secondo voi vanno a prendere le 2 posizioni finali? Quindi Stefano, sei d'accordo all'Inter che se riesce a mettere un po' di fieno in cascina riesce a prendere questa terza posizione, oppure può essere in qualche modo ritirata, aspirata nel gruppo precedente? Premesso che l'Olanda, o meglio l'Ajax, giocava col 3-5-2, che è sempre stato il modo dei grandi allenatori che hanno avuto grandi risultati per lungo periodo, temo che l'Inter abbia dei problemi, vari problemi che possono disturbare la sua marcia verso il terzo posto. Mi auguro ovviamente di no, ma i problemi sono tanti di carattere societario. Si sente parlare di Conte all'Inter al posto di Spalletti, un rinnovo con Icardi che arriverà, non si sa, se non arriverà cosa succederà. Alcune affermazioni di questa settimana, alcuni giocatori non sono più incedibili, leggi Perisic, quindi tutte queste situazioni arrivano nel momento più delicato per la società per mantenere un corso regolare. Mi auguro che sia su al terzo posto. Il quarto eventualmente chi può andarlo a prendere? Il quarto se lo devono giocare le 4 squadre. Propenderei non solo per motivi di colore nero-azzurro che sia l'Atalanta, perché merita per il gioco che sta esprimendo. Beh, questo è interessante. Invece Carlo, le 2 posizioni? Io la penso in un modo diverso. Per me l'Inter è vero ha problemi, però basta un niente e tutto in parte si sistema. Il niente sapete cos'è? Ma il niente può essere anche in senso negativo. No, il niente in senso positivo, perché firma Icardi, la domenica dopo fa 3 gol, tutto l'ambiente ritorna felice e contento e l'Inter ritorna a giocare. Perisic ne sentiamo parlare da 2 anni, peccato che poi accade qualcosa e ritorna a giocare. Diciamo che i giocatori dell'Inter vanno un po' ogni tanto bacchettati. Per il quarto posto io invece penso che la Lazio ha più di una Roma che è in crescendo? No, perché per me la Roma vive troppi di alti e bassi, e poi secondo me ingrana qualcosa, ma a Roma c'è un problema grosso che non sanno gestire
le vittorie, è difficile vincere a Roma, e dunque cosa che secondo me invece la Lazio è più abituata. Poi la Lazio secondo me ha due giocatori che fanno veramente la differenza, che secondo me la Roma in questo momento ha perso. Poi però nella Roma c'è Zaniolo che sta facendo bene, purtroppo. Vabbè, lasciamo, dopo non tiriamo in ballo questo argomento che porta sempre un po' di come si può dire, tristezza riguardo a questo, perché purtroppo dall'altra parte il giocatore che è venuto all'Inter non sta dando dimostrazione di essere un grande professionista. Comunque speriamo per l'Inter che Nainggolan si rimetta un attimo in sesto e riesca a riproporre le sue prestazioni per le quali è stato acquistato. Vediamo il turno successivo appunto di questo weekend calcistico. A me piace, come sanno gli amici di Che Calcio Che Fa, dividere le partite in base all'importanza, dal mio punto di vista ovviamente opinabile. Abbiamo un Atalanta-Roma, un Torino-Inter, un Milan-Napoli e un Lazio-Juventus. Come vedete, queste 4 partite ripropongono proprio quelle squadre che, eccetto la Sampdoria che è giù in basso, ripropongono proprio quelle squadre che sono quelle che sono a ridosso evidentemente nella zona delle prime posizioni in classifica, che sono anche vicine alla logica della Coppa Italia. Sono partite veramente molto ma molto difficili, quindi l'Atalanta e la Roma, sappiamo benissimo che l'Atalanta in casa è molto forte, al primo attacco d'Italia e in casa è fortissima. La Roma sta risalendo e ha 2 punti, quindi la Roma, se vuole mantenere attaccata la posizione quarta e vedere comunque attaccato al Milan, deve cercare di fare risultato. Torino-Inter, Torino se perde questa partita rimane in quella zona veramente molto difficile dall'Europa League, e l'Inter ovviamente se va a vincere incomincia a dare un po' di respiro alla sua classifica. Il Milan deve riconfermarsi con questo cambio societario, cambio di centravanti che chiaramente può creare un problema alla società stessa, e il Napoli che deve andare a confermarsi fuori casa. Abbiamo la Lazio che incontra la Juventus, quindi è una partita molto molto difficile, quindi sono partite molto complicate e interessanti. Poi abbiamo Bologna-Frosinone che è una partita della disperazione, perché il Bologna ha preso dei giocatori nuovi, Soriano, Sansone, sta cercando di svoltare. Il Frosinone, se non fa punti, incomincia veramente a staccarsi, perché si stacca proprio dalla terzultima posizione che è quella del Bologna. Idem Empoli e Genoa, nel senso che sono più avanti rispetto al Bologna e al Frosinone, però chi perde può veramente essere risucchiato. Poi abbiamo un Chievo-Fiorentina che può essere una partita banale, ma il Chievo sta facendo abbastanza bene, pareggiando e vinto e perso 2 volte nell'ultimo periodo con la cura di Carlo, e quindi potrebbe fare il colpaccio e cercare di riavvicinarsi, ora o mai più. Poi abbiamo Sampdoria-Udinese, dove la Sampdoria sta andando molto bene, l'Udinese ha preso comunque una sua precisa fisionomia. Parma-Spal è un derby emiliano-romagnolo, e poi dopo abbiamo il Sassuolo-Cagliari che è una partita abbastanza interlocutoria. Siete d'accordo su questa disamina? Quindi sull'importanza di queste partite, le prime che riguardano la zona diciamo a ridosso delle prime classifiche, e poi quelle invece molto difficili che riguardano la retrocessione. C'è qualche partita che vi ha colpito in particolar modo? Domando a Stefano. Tutte le partite poi con la svolta del girone di ritorno diventano difficili per tutti, perché chi deve fare punti in coda per salvarsi applica delle tattiche che fanno giocare con difficoltà chiunque. Quale partita vedresti tu di tutte del novero delle partite elencate? Quale vedresti al di là dell'Inter? Lazio-Juventus, perché è una partita non facile per la Juve, perché poi dopo c'è la Coppa Italia, poi fra poco si riparte con la Champions. La Juve è su 3 fronti e ha degli impegni molto serrati e tutti difficili, e quindi confidando in quello che diceva l'amico Crini, la Lazio ha una buona squadra che fa sempre buona partita con tutti, può anche perdere duramente, ma gioca sempre. Secondo me sarà una bella partita. È una squadra compatta che ha cambiato poco, e aspetta sempre Milinkovic-Savic che sta facendo meno bene rispetto all'anno scorso, sta incominciando a dare qualche squillo nelle ultime partite.
E invece quale partita vedresti di questo gruppo che ti ho elencato del turno? Ma guarda, secondo me Atalanta-Roma è una partita molto difficile, ma per la Roma, perché come hai detto prima... Ma ce la vedresti? Andresti a vederla apposta? Sì, andrei a vederla perché l'Atalanta sta giocando veramente bene, dunque andrei a vederla. La Roma avrà vita dura a Bergamo, secondo me, e se vuoi sapere un mio parere, vedo vincente l'Atalanta. Lazio-Juve non do per scontato che la Juve vinca, per i motivi che abbiamo detto, ma soprattutto perché per salvare in parte una stagione ci vogliono le grandi partite. Secondo me l'anno scorso i giocatori della Lazio hanno dato tutto quello che potevano dare, quest'anno pagano un po', però ricordiamoci che ci stiamo avviando verso la fine della stagione e qualche rinnovo di contratto è vicino e dunque i calciatori si svegliano per allungare il proprio contratto. Ecco, abbiamo un po' lasciato da parte quello che è successo in settimana, nell'ultimo periodo storico, ovvero sia la situazione del Milan. Magari non vorreste parlare, visto che siete appartenenti ai colori nerazzurri, però sapere questo durante il cambio, diciamo, il passaggio dal girone d'andata al girone di ritorno, con il calciomercato e l'insoddisfazione di un centravanti e l'impossibilità in questo momento storico da parte del Milan di raggiungere un prospetto interessante, ma solo quello di andare, e per fortuna che l'ha recuperato, quello che è una promessa che si è evidenziata quest'anno come Piontek dal Genoa. Io credo che questa sia una situazione abbastanza incredibile, in più l'arrivo di un buonissimo giocatore come Paquetá, arrivato a un certo punto cambia un po' le carte in tavola e domando a Stefano se le cambia in senso positivo con la partenza di Higuaín o in senso negativo, appunto perdendo un giocatore di acclarata fama come Higuaín. I cambi in corsa sono sempre difficili da digerire per qualsiasi squadra. Mi auguro per il Milan che questi cambi servano a dare una svolta a una società blasonata e che merita degli spazi diversi. E soprattutto lo merita il suo allenatore, che è un uomo di grande cuore e che ha molte capacità al di là del suo passato di giocatore. Probabilmente era necessario per la squadra un cambio in corsa. Auguro al Milan che questo avvenga. Invece da un punto di vista, diciamo, tattico e tecnico, questo cambio può portare una ventata di novità a fronte di un Higuaín che non si è mai espresso nel vero senso della parola, come lo è stato nel Napoli, dove era un grandissimo puntero, come era invece nella Lazio, dove aiutava tantissimo la squadra in una posizione da falso 9. Allora, innanzitutto per me il Milan, indipendentemente da chi gioca, non sta esprimendo un grande calcio. Però è quarto. Sì, perché è bravo Gattuso a motivare i giocatori e anche da quelli che danno poco riesce a dare il massimo. La rosa dal Milan qualitativamente è quella che è. Non dimentichiamo che si è svegliato Donnarumma, che sta iniziando a parlare perché le prime partite anche lui faceva delle papere. La qualità del Milan è quella, secondo me hanno fatto più punti di quello che potevano fare. Higuaín non andava perché non è il gioco del Milan, non era per lui, semplice, però l'allenatore non può fare. Però hanno cercato di cambiare anche il modulo in corsa per cercare di sfruttarlo, giocare prima un'unica punta, poi dopo hanno giocato con 2 punte, passando al 4-4-2 con Cutrone, quindi insomma... Allora, ti interrompo dicendoti, quello che non capisco del Milan è che hanno Cutrone che ogni volta che gioca segna e per tanto tempo lo tenevano in panchina per far giocare qualcun altro. Allora un giocatore non va, o era fuori forma o era demotivato o quant'altro, allora bisognava recuperarlo. Ovviamente lui poi ripensando ai tempi di Napoli ha detto: il mio allenatore che mi ha fatto fare tanti gol è là e io voglio andare là. Poi la sua mente ha iniziato a pensare là, e dunque, ma anche mentalmente, psicologicamente Higuaín non era più a Milano, anche se lui era solo fisicamente. Quindi vabbè, insomma, se viene un giocatore che ha voglia di fare bene, quindi molto motivato, più un Paquetá che sta facendo bene, quindi tutto sommato, al di là della questione anche economica, perché tutta la situazione a livello contabile praticamente è più favorevole in questa situazione che avendo Higuaín invece a libro paga, e quindi pare che questa sia la cosa più interessante per il Milan. Questa ventata di novità quindi dovrebbe in qualche modo dare una spinta. Tu non sei convinto del Milan, insomma? No, potrebbe portare novità. Voglio vedere questo ragazzo qua che arriva dal Genoa che cosa fa, perché vedi, se
come si suol dire, adesso deve dimostrare quel suo valore, è giovane, non vorrei che si bruciasse, poi la famosa maledizione del 9 con la maglietta 9, sai, voglio dire, però speriamo, che ti devo dire. Il ragazzo che ha fatto un numero, la famosa bicicletta, che è bello da vedersi, non so se avete visto le immagini, ma a Gattuso non piacciono queste cose, lui è molto più pratico. Molto piuttosto pratico. Va bene, invece stiamo arrivando alla fine della trasmissione. Un piccolo riferimento per ciò che riguarda Torino-Inter, mi hanno contattato gli amici, se magari riesce a mandare in onda la slide, eccola qua, una piccola intervista che abbiamo fatto a noigranata.com, io li saluto, li ringrazio, se volete andare a leggere quello che io ho appunto detto riguardo alla partita andate a consultare noigranata.com. Siamo arrivati alla fine della trasmissione. La slide numero 13 che riguarda la beneficenza, perché noi facciamo nel nostro piccolo qualcosa e guarda caso facciamo, come abbiamo fatto qualche settimana fa, la slide che riguarda l'associazione italiana della sindrome di Wolff-Hirschhorn. Andate sul sito www.ai, lo dico proprio a livello di spelling, aizwh.it. Questo è uno dei progetti dell'associazione Cuori Nerazzurri, dove il nostro presidente è proprio Stefano Vergari. Grazie Stefano. Qualche parola riguardo di chiusura? È uno dei progetti che l'associazione sostiene, sono una decina: l'ospedale Gaslini di Genova, Cooperazione Internazionale Coloncandia, Believe, non mi dilungo altro. AISIV è l'associazione che hanno fondato i papà e le mamme di questi sfortunati bambini colpiti da questa patologia, una malattia rara, che cercano sostegno non solo economico per far sì che i loro bambini possano godere al meglio la loro esistenza con i dovuti sostegni anche di operatori sociosanitari adeguati. Bene. Grazie per questa iniziativa. No, grazie a te, ti ringrazio Stefano, abbiamo parlato di Inter, abbiamo parlato di solidarietà, abbiamo parlato di società civile con le tue società, indubbiamente la tua attività professionale che è molteplice, grazie ancora. Saluto Carlo Crini e lo showman è da qualche parte, in radio innanzitutto. Sì, io vi aspetto tutti i mercoledì sera in Standing Ovation, che è il mio programma che va in onda su Silver Music Radio, dove parleremo di notizie, curiosità e della musica un po' raffinata, diciamo nelle ore serali. E poi il tuo sito dove ci sono tutte le varie www.carlocrini.it, trovate tutto quello che ci può essere. Benissimo, saluto lo showman nerazzurro e mandiamo invece il cartello dei contatti sempre di Che Calcio Che Fa. Ricordate venerdì, a questo punto venerdì non prossimo ma tra 2 settimane, perché c'è il calciomercato, salteremo di una data, quindi venerdì alle 21 e sabato in 18 in replica, poi in radio lunedì alle 15 su Silver Music Radio e poi sul web con www.checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine della puntata, io ringrazio la regia, ringrazio i nostri ospiti Stefano Vergani, Carlo Crini, ci vediamo tra 2 settimane, grazie a voi con Che Calcio Che Fa.